Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus oggi parla di medicina d'eccellenza nel nostro paese, nella nostra Sicilia, e parla anche di un paradosso di questo tempo, perché la medicina di eccellenza andrebbe curata, coccolata, preservata, aiutata, sostenuta, e invece il paradosso è che in Sicilia si debba lottare perché questo centro di medicina di eccellenza non scompaia. Noi cominciamo con questa copertina. Abbiamo trovato dei grandi uomini, non dei dottori. Ci sono stati vicini nei momenti più bui, di disperazione. Vivere la terapia intensiva non è facile perché sono giorni di dolore, dove niente è dato per scontato. Di eccellenza, l'avete visto nelle nostre immagini, è il centro di cardiochirurgia pediatrica, il centro del Mediterraneo, l'ospedale San Vincenzo di Taormina. In molti servizi del nostro telegiornale abbiamo parlato del pericolo chiusura, abbiamo raccontato di proroghe, abbiamo raccontato insomma anche della disperazione delle famiglie. Oggi vogliamo approfondire questo tema con i nostri ospiti. Fatemi salutare subito la collega che è qui con me in studio, è molto piacere di ricevere Valeria Maglia. Grazie, in questo momento direttore di un punto di riferimento per chi insomma di medicina vuole sapere, di Medical Excellence, e quindi grazie per essere qua con noi. Grazie a te, ovviamente saluto gli ospiti e tutti i telespettatori a casa. Ed eccoli gli ospiti, ci colleghiamo proprio, credo sia lì, non so, in ospedale il dottore Sasha Agati, anima meravigliosa di questo centro di eccellenza. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Anch'io mi accodo a Valeria, saluto oltre il sindaco che mi fa molto piacere vedere. Aspetti direttore, guarda, siccome non l'ho annunciato, lo presenti lei. Abbiamo con noi... Presentiamo il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, sicuramente non ha bisogno di grandi presentazioni. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio e un abbraccio a tutti voi. Senta sindaco, io non le rubo tantissimo tempo perché so insomma che lei ne ha rubato a un appuntamento particolarmente importante. Però voglio partire... Ma piantato Renzi lì al tavolo. Ma ce lo porti qua Renzi, scusi È più importante il centro di Taormina. Sì, ma ci porti Renzi che dia una mano, insomma, che dia tutta la politica una mano a questo centro, per cortesia. Quindi, insomma, espandiamo la notizia. Senta, sindaco, perché io voglio cominciare da lei? Perché la mia idea di questa puntata è nata proprio da lei, che normalmente racconta la sua vita di uomo e di politico, e l'ultimo video mi ha permesso, insomma, di vederla quasi a un appuntamento al Ministero della Salute. Si è aperta quella porta, avete parlato, che cosa è successo? Ma abbiamo avuto modo di iniziare un'interlocuzione, mi permetto di dire, seria e definitiva, perché io sono stato ricevuto a seguito di una nota che ho inoltrato chiedendo ufficialmente un intervento per riconoscere alla Sicilia una deroga alla Balduzzi e quindi avere da questo punto di vista una linea diversa rispetto a quella magari che era stata ipotizzata in passato, perché io non adoro le guerre di territorio. È stata fatta ormai una scelta su Palermo, degli investimenti, non voglio entrare nel merito di come sono stati fatti, non mi interessa. Quello che mi interessa però è comunque evitare che un centro di eccellenza non solo per la Sicilia ma anche per buona parte della Calabria, che è iniziato con la sua attività nel 2009 e che quindi si è affermato anche con dati statistici in ambito nazionale
che trovano un riscontro di qualità che è molto raro per quelle che sono centri di eccellenza nel meridione, non venga chiuso. Quindi ho chiesto ufficialmente che si apra la procedura per riconoscere la deroga e quindi avere in Sicilia 2 centri, quello di Taormina che deve andare avanti e deve anche essere potenziato per molti aspetti, in relazione anche a quella che è la mobilità che proviene dalla Calabria, dove i numeri comunque non consentono la creazione di un apposito centro d'eccellenza, quindi di un altro centro di cardiochirurgia pediatrica. Allora, Abbiamo fatto il primo incontro. Aspetti De Luca, solo un secondo. Allora, un attimo solo, andiamo all'incontro tra un attimo, perché lei ha pronunciato la parola balduzzi. Noi diamo per scontato che questa cosa sia di assoluta conoscenza. Esiste sicuramente una legge, un provvedimento per il quale chiaramente non possono sussistere 2 centri di questo genere a una distanza X, per quello che riguarda ovviamente il bacino di utenza, no? Quindi esatto. Ecco, chiaramente presupponendo che i pazienti possano essere soddisfatti tutti in un unico centro. Allora, aspetti un momento, voglio andare subito al dottore Agati, perché io vorrei chiedere al dottore Agati, è attualmente accettabile, cioè è ancora legittimo questo provvedimento alla luce di quelle che sono le patologie cardiache dei bambini, cioè sono patologie in crescita, c'è una popolazione più ampia di bambini che hanno bisogno delle vostre cure, dunque questa balduzzi resta un po' un retaggio ormai non più attualizzabile? La ringrazio per la risposta, perché credo che sia uno dei punti nodali, perché Taormina, come ha detto il sindaco, lavora dal 2009 ma anche prima. E quello che noi abbiamo potuto verificare in fondo, che la Sicilia appunto ha questi 2 grandi bacini di utenza, sono separati. Noi cerchiamo di pensare, di ragionare sul fatto che siano unici, e Taormina, pur non avendo come obiettivo il trattamento dei bambini con cardiopatie congenite della Calabria, perché Taormina nasceva come il centro della regione Sicilia, come in quelle cose che dice lei, quindi la deroga in realtà non dovremmo chiedere noi a Regione Calabria, ma è Regione Calabria che dovrebbe dire che il 30% nel 2021 dei pazienti con una cardiopatia congenita sono andati via dalla Calabria, e sono andati per ovvi motivi, per motivi logistici, per motivi geografici, in un centro che naturalmente ci viene comodo piuttosto che andare a distanze più ampie. Quindi quello che è successo nel tempo fondamentalmente è proprio questo. Cioè Taormina si è occupata, ha sviluppato un bacino d'utenza legato alla Sicilia, sicuramente da Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, in maniera più intensiva e dando risposta, al quale si è aggiunta una popolazione spontanea, non richiesta, non cercata, che era quella della Calabria. Quindi io penso che più come dire, le leggi, le deroghe fanno parte della legge, evidentemente non tutte le leggi sono perfette e vanno applicate e riviste anche su problemi geografici, logistici, storia di una regione, storia sanitaria di una regione. Perfetto. Quindi penso che la risposta sia questa. Ecco, allora De Luca, entriamo in questa stanza e cerchiamo di capire che tipo di dibattito c'è stato, di confronto, di risposte. Ma non ho fatto altro che tradurre in un ragionamento quello che è una situazione di fatto a cui faceva cenno poco fa Sasha Agati, cioè che la deroga noi la richiediamo solo perché la norma impone una procedura ben precisa, ma di fatto già i numeri che sono sotto gli occhi di tutti hanno portato a una situazione che già in termini di bacino d'utenza va ben al di là di quella che è l'utenza siciliana. E allora il concetto ora è il seguente: comunque nel rispetto delle procedure, e in un'altra nota che io sto facendo nelle prossime ore, scriverò proprio a seguito di questo confronto alla Presidente Schifani, al Presidente anche della Regione Calabria, al Presidente della Bambin Gesù e
anche per conoscenza al Ministro, così siamo rimasti, dove chiedo la convocazione di un tavolo tecnico che prenda atto, perché di questo si tratta, che prenda atto di questa situazione e quindi attraverso quella che è comunque una procedura che va fatta, riconoscere in ogni caso alla Sicilia formalmente 2 centri di eccellenza, anche perché sotto il profilo dei costi-benefici la chiusura del centro di Taormina causerebbe un aggravio di costi non solo perché gli utenti della Calabria a Palermo non verranno mai, ma anche perché la Sicilia orientale, soprattutto anche per quelli che sono gli utenti che hanno usufruito del centro di Taormina, non credo che potranno essere seguiti da Palermo, ma andranno al Bambin Gesù. Quindi a questo aggiungiamo anche un altro problema, che purtroppo siamo in una regione particolare dove i collegamenti tra un estremo e l'altro richiedono purtroppo delle gincane che possono ovviamente anche causare anche le mortalità che sono la conseguenza della situazione della logistica e della mobilità. Ok, la collega Valeria Maglia voleva intervenire sicuramente. Io volevo fare una domanda al sindaco perché mi sfugge un concetto in questa cronaca dell'incontro a Schillaci. La questione tavolo tecnico, cioè mi sembra di essere ritornato un po' al punto di partenza. Nel momento in cui la regione siciliana aveva già chiesto al governo nazionale la possibilità di accedere alla deroga, e Schillaci ne è ben a conoscenza di questo, non comprendo adesso la necessità di avviare un tavolo tecnico per capire perché chiedere la deroga quando la regione siciliana ha comunque già chiesto la deroga. È molto semplice, perché questo tavolo, se non c'è la Calabria, la deroga alla Sicilia non la può avere. E allora il tema ora è un altro. A questo tavolo si siede la Calabria e dà il benestare, perché questo è il concetto. Allora questo oppure è il punto, ok. L'impostazione, l'impostazione deve essere questa. Non si può fare un ragionamento di deroga, piaccia o non piaccia, perché la norma è questa, se la Calabria non si siede a questo tavolo e dice va bene, io vengo considerato come bacino d'utenza in questo nuovo, in una nuova strategia, e quindi il mio punto di riferimento diventa Taormina. Questa è la questione che finora non si è fatta. Ma il governatore De Luca in tutto questo, d'altra parte Agati faceva capire questo, insomma dovrebbe essere anche interesse di quella regione, no? L'interesse dei bambini di quella regione. Il governatore De Luca fino a questo momento ha taciuto, lei l'ha sentito, conosce le sue intenzioni? De Luca sono io. De Luca governatore, non faccia finta di, parlavo del governatore omonimo. No, allora, De Luca in Campania non c'entra, parliamo noi di Occhiuto. Ah sì, è vero, parliamo del governatore della Calabria. Io credevo che fosse un lapsus. Ha ragione, lo è assolutamente. Perché magari assolutamente. ci diventerò governatore, sarà questione di tempo. Ah, è vero, vede, ha ragione. Occhiuto sarà coinvolto definitivamente in questa procedura, anche perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità alla luce del sole, cioè se la Calabria non ha i numeri, perché non ce li ha, per poter ottenere un centro di eccellenza, quindi non sta togliendo nulla al proprio territorio il governatore, non vedo nessun motivo per il quale il governatore della Calabria non debba riconoscere una situazione che di fatto già è così, perché oltre il 50% in ogni caso dei calabresi preferiscono venire a Taormina per una questione anche di vicinanza. Quindi si tratta solo di buonsenso, sedersi al tavolo, riconoscere la situazione che c'è e dare l'ok a questa vicenda. Mi sembra di una linearità così disarmante che obiettivamente non capisco ancora perché non si è fatta, ma non ha importanza. Io oggi sono il sindaco di Taormina, sono la massima autorità locale in materia sanitaria, questo me lo dice la legge, ed è ovvio che io ho anche questo dovere di agire in modo tale che
si eviti un danno grave e irreparabile. Allora, un'altra domanda della collega, poi andiamo a una persona che ci scrive velocemente. Approfitto di fare una salutiamo. domanda a De Luca, ovviamente in maniera provocatoria, perché chi meglio di lui non sa cogliere le provocazioni, ma in realtà non è diretta a lei, ma chi ci sta ascoltando. Cioè, mi chiedo, alla luce dei dati, anche voglio dire poi dei numeri dei bambini che vengono operati, come mai la deroga non si chiede per Palermo invece di chiedere per Taormina? Beh, questa è una questione di lobby nella quale non voglio entrare nel merito. Ecco. Però io lancio questa provocazione affinché chi ci segue possa farsi qualche domanda. In termini chiari, sono allergico alle lobby, i personaggi in campo sono blasonati, le connessioni pure. Piuttosto che fare la guerra alla lobby o alle lobby, preferisco una strada che mi porta al risultato, e ovviamente se questo risultato non avviene, allora vuol dire che le lobby si sono messe in modo appunto tale da bloccare anche la regione Calabria. Perfetto. Cosa che mi auguro non succeda, perché questo significa scatenare la guerra. Allora De Luca, allora, mi vede che lei mi fa perdere la bussola ogni tanto. Sono io che gli faccio domande mi fa perdere la bussola. Allora, chiudiamo con De Luca così. Buon pomeriggio, domanda per il sindaco De Luca. Sono una mamma di un guerriero del centro di cardiochirurgia pediatrica. Lei se la sente di dire che il centro rimarrà a Taormina? Per noi genitori, noi abbiamo bisogno di sapere che lei è con noi. Se chiude il reparto saremo costretti ad andare al nord. È un sì o un no? Guardi, non mi faccia un discorso lungo. È un sì. Va ecco bene. perché ho intrapreso questo percorso, prima nelle forme istituzionali, poi ognuno agirà a modo proprio. Va bene, sindaco, grazie. Prenda il mio lapsus come vuole, va bene? Un buon auspicio. Grazie a Cateno De Luca, e naturalmente buon lavoro, che la guerra, tra virgolette, per una cosa che dovrebbe essere assolutamente scontata, prosegua. Allora, dottore Agati, una pausa brevissima e torniamo da lei, perché lei racconti al nostro pubblico che cos'è questo luogo meraviglioso dove lei ha regalato tante speranze, tanti sorrisi e tantissima vita. A tra poco. Seconda parte del nostro Sicilia 24 Focus. Dottore Agati, se diciamo le scuole buone sono fatte dai buoni professori, i centri, i reparti, gli ospedali buoni non lo sono solo per nomea, per luogo geografico, ma lo sono perché dentro ci sono professionisti di grande livello. So che lei dirige una splendida equipe. So dei suoi premi, dei quali lei certamente non può parlare, perché è una persona, come tutti i grandi, estremamente non autoreferenziale. Però la prego, mi dica quali sono in questo momento le emergenze del cuore dei bambini, quali sono le patologie che attanagliano di più i bambini, cosa il suo centro riesce a fare per queste famiglie, per questi bambini, quali sono, ecco, i casi più eclatanti. Devo dire che l'esperienza di Taormina ci ha insegnato proprio come ancora in Sicilia il tasso di natalità essendo molto elevato, noi seguiamo una quantità molto importante di bambini in epoca sia fetale che neonatale. Quindi diciamo la cosa straordinaria di Taormina è stata quella che nel tempo è riuscita a sviluppare un programma dedicato ai neonati e ai bambini durante la vita fetale, che ne ha fatto veramente una popolazione di pazienti estremamente complessa, estremamente fragile, estremamente difficile. Quindi se vuole, come dire, costruire una squadra che è capace di gestire il paziente pipiù complesso ed affrontarlo in maniera a 360 gradi, qui non esiste solo la cardiochirurgia, qui esiste la ginecologia, esiste l'anestesia e rianimazione, esiste la cardiologia pediatrica, esiste un team di infermieri e di tecnici di perfusione straordinario, perché oggi la vita e la morte corrono sempre su un filo, l'abbiamo imparato col Covid, però noi abbiamo veramente tanti strumenti e tanta tecnologia per cui a volte alcune di queste possono essere anticipate ed affrontate in maniera appunto
con grande approccio multidisciplinare. Quindi sicuramente Taormina ha maturato questo, sono felice di avere Valeria come testimonial, una vocazione per aiutare, per prendersi cura di chi è meno fortunato di noi. Dal punto di vista proprio umano, credo che qui l'accoglienza sia il miglior piatto della casa. Abbiamo sempre cercato di capire le grandi difficoltà di un genitore che venga da Palermo piuttosto da Trapani, ma naturalmente anche da Catania, e con le loro difficoltà siamo sempre stati molto attenti a questa, almeno è qualcosa a cui tengo particolarmente, e sono molto dispiaciuto di quello che sta accadendo, perché una madre con un bambino malato non dovrebbe occuparsi di proteggere un centro. Assolutamente. Allora, buon pomeriggio. Prego, concluda, dottore. Così ho concluso. Allora, leggo, perché è giusto dare spazio alle persone che scrivono, allora, buon pomeriggio, sono una mamma di un bimbo di 9 anni che fino allo scorso anno non poteva nemmeno prendere un pallone. Non distruggete i sogni dei nostri piccoli guerrieri, loro combattono per vivere e i dottori sono lì per realizzare i sogni. L'ospedale di Taormina non si deve toccare e non è giusto. Dottore Agati, noi siamo con voi. Valeria, che cos'è questo luogo meraviglioso dove c'è anche sofferenza? Adesso dobbiamo dipingere le cose per quelle che sono, ma dove si combatte perché ce ne sia il meno possibile. Ma guarda Roberta, io devo dirti che ho conosciuto la realtà di Taormina grazie, devo dire, a un'intuizione geniale del mio editore di Medical Excellence TV, Saglimbene, che ha voluto creare una joint venture con il centro per far conoscere tutto quello che si faceva e si continua a fare lì. Dalle missioni umanitarie che infatti adesso... noi poco fa vedevamo delle immagini che vorrei Esatto. si riproponessero, perché siete stati recentemente proprio in Libia a portare... Siamo stati in Libia e le missioni umanitarie non sono distaccate da quello che è la realtà di Taormina, perché Taormina non solo supporta la popolazione siciliana e anche calabrese, ma riesce a coprire il bacino del Mediterraneo e a dare supporto a tanti bambini in difficoltà dove ovviamente non ci sono medici specializzati. Io devo dirti che ho vissuto questa esperienza meravigliosa con loro in Libia, ho avuto la fortuna di poter raccontare, ringrazio ovviamente il dottore Agati, lo faccio pubblicamente nel corso di questa trasmissione, l'ho fatto sempre in privato ma mai pubblicamente, lui e tutto il suo staff, perché mi hanno dato la possibilità davvero di raccontare la bellezza davvero ancora dell'umanità, della gratitudine, della speranza di tutte queste mamme, di questi genitori che sono in lista d'attesa per poter salvare le loro vite. E poi la cosa meravigliosa è che non si ferma, l'opera di Agati e del suo staff non si ferma semplicemente nell'andare in questi paesi a dare supporto, e aggiungo che lo fanno durante le loro ferie, loro si prendono le ferie per andare a fare missioni, quindi non tolgono niente ai giorni lavorati in reparto. La cosa bella è che loro fanno anche formazione a questi medici, quindi fanno venire questi medici e infermieri a Taormina per fare formazione affinché in questi paesi ci possa essere una prospettiva di futuro di intervento indipendente ovviamente dai medici europei. Quindi è molto importante il centro. Perché io mi batto così fortemente affinché questo centro possa rimanere? Perché questo centro è il cuore pulsante davvero della speranza di tanti bambini. Io non tolgo nulla a Palermo, io non voglio togliere nulla a Palermo né alla creazione di questo centro. Ma si parla di una coesistenza. Io non voglio entrare, ho fatto una battuta provocatoria perché mi viene molto da ridere da giornalista quando sento che la proroga deve essere chiesta per un centro che dal 2010, dove sono stati spesi finanziamenti non indifferenti, apparecchiature, formazione del personale, e adesso va. Quindi insomma è come dire buttare alle ortiche denaro pubblico. E basta, non possiamo sempre, voglio dire, passare sopra a questo continuo cambiamento secondo il politico di turno che decide che tutto quello che è stato fatto poi deve essere in qualche maniera demonizzato e abolito. Io mi batto per questo insieme ai genitori, insieme a loro, perché è una realtà meravigliosa. Ho visto operare bambini di pochi grammi, Roberta.
di infatti pochi grammi. era quello che chiedevo, cioè E a Palermo in questo momento non c'è. Io non dico che un giorno non ci possa essere, io me lo auguro, perché più saranno i medici bravi, più si potrà supportare, ma al anche momento non perché c'è. io chiedo questo, dottore Agati, non si tratterebbe, tra virgolette, noi ci auguriamo che non sia così, di un passaggio dell'equipe da un luogo a un altro? Cioè non si tratta di questo? No. C'è una nuova equipe di Una nuova equipe, quindi un nuovo primario, nuovi medici, sicuramente tutti validissimi, però mi permetto di dire che la prosecuzione di una cura, io credo che lei abbia pazienti che sistematicamente vengono a controlli, che devono effettuare operazioni annuali, se non addirittura ancora più frequenti, quindi diciamo una sorta di continuità, no? Nelle cure, credo che sia anche un diritto. Ma poi scusa Roberta, e poi ti lascio un'osservazione e poi lascio ovviamente il dibattito tra te e il dottor Agati. Se tanti genitori, ma tanti, davvero tanti, stanno scendendo in piazza a difendere questo centro, io qualche domanda anche da parte della politica me la farei. E a difendere questo centro, Me la farei. e a difendere questo centro ci sono anche i grandi personaggi. E quando personaggi come Fiorello, che vediamo e che naturalmente insomma avete ospitato al centro, ci mettono la faccia, non è mai a caso. Non sono personaggi che fanno le cose a caso, ne vediamo un po'. Eccolo, e poi ci salutiamo. Come mai? Sono contento, veramente. Oh, mi raccomando, ok? Amici. Stiamo facendo di tutto per farlo rimanere qua. Allora lunedì a casa. Che sei contenta? Ci andiamo a mare un pochino? Negli orari. E quest'anno montagna? Montagna, noi siamo stati d'estate, si cammina sempre in montagna. Parlare è facile, ma poi quando si tocca con mano capisci tante cose, quindi un centro così, ho visto mamma, ho visto papà contenti nonostante insomma, la loro vicissitudine con i loro bimbi e quindi vedere i genitori sereni, di sapere che i loro figli sono in buone mani è una cosa bellissima e quindi pensare che questo centro non ci sia più o non ci possa più essere qui mi sembra una cosa abbastanza non mi viene adesso la parola da dire, ma non può essere, quindi questo centro deve rimanere qua, così sarà, noi lotteremo per questo affinché non cambi nulla di quello che c'è in questo posto veramente professionalmente altissimo, veramente. Grazie a Fiorello, grazie a Flavio Insinna, grazie al mondo dello sport, grazie ai grandi personaggi che ci mettono, come dicevamo, la faccia, e sono tanti. Le faccio una domanda, l'ultima, siamo in chiusura e non abbiamo più tempo. Ci sono liste d'attesa nel suo centro, dottore? Sì, è ovvio che chiaramente questa situazione un po' di instabilità crea grande confusione, ma sta per arrivare una bambina adesso da un'emergenza da fuori, quindi è ovvio che un centro di questo, essendo diventato vero riferimento sul territorio, riesce ancora a dare le risposte. Quindi insomma le liste ci sono, ma mi diceva la collega vengono praticamente smaltite perché voi praticamente lavorate H24 per quello che ho capito. Assolutamente. Va bene. E poi voglio aggiungere l'ultima cosa e chiudiamo chiudere. velocemente. Loro vanno anche nel resto della Sicilia, hanno un'equipe H24, 365 giorni l'anno, si muovono in qualsiasi parte della regione dove vengono chiamati per operare i bambini anche in altre strutture ospedaliere. Chiudiamo solo con un messaggio e poi ci salutiamo. Sono la mamma di una bambina cardiopatica che è rimasta ricoverata 4 mesi e mezzo senza poter mai uscire da lì, subendo 2 interventi a cuore aperto. Se oggi sono a casa e vedo sorridere mia figlia, e grazie al centro, al primario Agati e a tutta la sua equipe, quando entri in questo mondo ci rimani per tutta la vita, perché i bambini faranno controlli tutta la vita. Grazie dottore Agati, grazie davvero per questa sua presenza, speriamo di raccontare una pagina definitiva e bellissima. Lo auguriamo a tutte le famiglie che hanno dei problemi di questo genere. Grazie a Valeria Maglia, buon lavoro naturalmente, ai nostri telespettatori grazie ancora per averci seguito. L'appuntamento con questo Focus torna domani.